Ben ritrovati al consueto appuntamento con All In Sports. Parliamo ovviamente come sempre di sport a 360 gradi, sport paralimpico, sport inclusivo, sport semplicemente. Lo facciamo in questa puntata con i nostri ospiti che sono... E gli ospiti di questa nostra puntata qui in studio alla Trattoria Al Calmiere, esattamente in Piazza San Zeno a Verona, sono il professor Leonardo Zoccante, responsabile del Centro Regionale per l'Autismo. Buonasera a tutti. Grazie, benvenuto. E Massimiliano Maculan, ciao Max. Ciao, buonasera, ciao Daniele. Presidente, tra le altre cose, di Verona Strada Sicura, e a te chiederemo un racconto e un ricordo particolare. Vorrei però partire dal professor Zoccante con una piccola provocazione. Sentiamo. Rain Man, questo film che è piaciuto tantissimo, ha colpito tantissimo, ha emozionato tantissimo, ma forse ci ha dato uno stereotipo, un'idea che l'autismo sia quello e sia solo quello. Abbiamo imparato nel frattempo qualcosa in più oppure c'è ancora un po' troppo stereotipo? No, quel film è stato sicuramente importante perché ha aperto, diciamo, una strada che è appunto una prima conoscenza dell'autismo in quegli anni e ha portato l'autismo sostanzialmente all'attenzione di tutti, perché è stato poi un film che ha molto catturato e colpito anche il pubblico in generale. Negli anni successivi comunque si è andato sempre di più a definire esattamente le diverse forme di disturbo dello spettro autistico, identificando quelle più leggere fino a quelle più gravi. Attualmente si riconosce all'interno dei disturbi dello spettro autistico dei diversi livelli, livello 1, livello 2, livello 3, e in quel caso il soggetto, il protagonista del film, Rain Man, si collocava appunto in un livello L2, tanto per farle una piccola presentazione. È stato comunque interessante quel film perché ha fatto capire quanto la persona con autismo, pur avendo delle doti, delle abilità, delle isole, le chiamano isole di competenza, abbia poi una difficoltà, io lo chiamerei proprio un impaccio motorio, per cui poi se ne parlerà in maniera un po' più approfondita, è un impaccio sociale che viaggiano sostanzialmente assieme, determinando questa goffaggine nell'interazione, nella comunicazione, nelle attività del quotidiano in generale. Max, con il lavoro che fate nelle scuole di sensibilizzazione, ovviamente sull'educazione stradale, ma anche su come si gestisce emozionalmente, insomma quello che può succedere a seguito di un incidente, qual è l'esperienza che hai fatto nella sensibilità, nella crescita dei ragazzi? Allora, noi come associazione, come Verona Strada Sicura, come gruppo, diciamo così, degli enti di soccorso che abbiamo iniziato a lavorare nelle scuole, abbiamo iniziato nel 2003, quindi ne sono passati di anni. Abbiamo visto proprio un'evoluzione in miglioramento, secondo noi. I primi interventi che facevamo nei primi anni, cioè le domande dei ragazzi erano tipo: ma la macchina della polizia è truccata, il motore è truccato, piuttosto che ma l'ambulanza, le sirene, cioè domande che poco insomma avevano a che fare con, diciamo così, un'attenzione, ecco, all'educazione alla sicurezza stradale sostanzialmente. Invece poi con l'andare degli anni abbiamo trovato dei ragazzi sempre più attenti, sempre più preparati
e sempre più proprio predisposti ad applicarsi. Poi sai, purtroppo è brutto da dirsi, ma in tantissimi casi negli istituti in cui entriamo, negli ultimi 5 anni almeno un caso di un ragazzo che ha perso la vita sulla strada c'è, quindi ecco che aumenta ovviamente quando si viene toccati da vicino la sensibilità, e quindi ovviamente insomma scatta subito il ricordo di quel ragazzo che fino all'anno prima magari avevano in classe con loro. Purtroppo i casi sono tantissimi. Lo vediamo poi anche dal fatto che nel momento in cui ci scrivono dei messaggi, noi lasciamo sempre un numero di telefono su cui possono interagire con noi anche dopo alcuni giorni, dopo mesi eccetera, con dei WhatsApp semplicissimi, ragazzi che ti scrivono insomma della loro esperienza che hanno avuto magari in famiglia o che con amici vicini, parenti eccetera, dove ovviamente all'interno di un'aula magna il ragazzo non ti alza la mano e non ti racconta queste storie, però viene a sapere insomma che alla fine purtroppo l'incidentalità stradale è una guerra, perché l'abbiamo definita così anche la settimana scorsa che eravamo in Gran Guardia, è una vera e propria guerra dove c'è un continuo perdite di vite, un continuo, e dove bisogna assolutamente insistere, bisogna continuamente fare cultura, perché si tratta di cultura della sicurezza stradale fondamentalmente. Voi e noi, perché possiamo dire per fortuna così, abbiamo avuto un compagno di squadra straordinario in questo senso che è Andrea Conti. Io voglio chiederti un ricordo suo, perché penso che sia stato straordinario anche nel far vedere ai ragazzi cosa si può fare ancora dopo un incidente stradale. Lo facciamo però dopo aver visto il nostro servizio, questo primo servizio di oggi che ci porta con Alberto Crestani a vedere quello di cui parlava il professor Zoccante, come in campo i ragazzi che si trovano nello spettro autistico stanno lavorando in questo progetto tra ippocampo e tennis scaligero. Ciao Daniela, oggi siamo al Circolo Tennis Scaligero e presentiamo un'iniziativa che coinvolge Ippocampo, Tennis Scaligero appunto e DK Events insieme per portare il tennis alle famiglie e ai ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Un progetto molto particolare che adesso andiamo a vedere insieme ai protagonisti. Ippocampo APS è un'associazione di promozione sociale nata da un impellente bisogno scaturito da questi anni di pandemia, a supporto di tutto il comparto medico infermieristico che si è dato un sacco da fare per tutti noi, e in particolare ci occupiamo di fragilità legate allo spettro dell'autismo, grazie al supporto di un comitato scientifico di cui il coordinatore è il professor Leonardo Zoccante del Centro Regionale dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo di Verona. Ippocampo APS ha iniziato la sua attività proprio con questo progetto dedicato ad una disciplina che è il tennis, e ha trovato subito il favore di VK Events, organizzatori degli internazionali di tennis qui a Verona, e del Circolo Scaligero che ci ospita. VK Events e Ippocampo si sono trovati come per sviluppare questa iniziativa? Ma casualmente, ma spesso le cose casuali, quando poi dietro c'è un animo sincero e volenteroso di fare, il caso li metti insieme. E quindi ci siamo conosciuti, ho conosciuto il presidente, ho conosciuto Alice, con questo desiderio di aiutare le famiglie e i ragazzi affetti dallo spettro autistico. Proprio in quei giorni stavamo organizzando il primo Challenger internazionale a Verona l'anno scorso, è nata la provocazione, conoscendo poi il professor Zoccante: ma avete mai pensato al tennis come applicazione terapeutica per? E siccome non era mai stato pensato, ci siamo messi ognuno nel suo campo di competenza a studiare la vicenda. Il professor Zoccante ha ritenuto che ci fossero gli elementi per fare un test scientifico in questo senso, noi ci siamo messi all'opera a trovare i campi, a trovare gli istruttori specializzati che potessero assistere adeguatamente i ragazzi, e tutto è partito. Presidente, il tennis sta vivendo un momento d'oro.
Qui però si parla di tennis in modo diverso, un veicolo per aiutare chi è in difficoltà. Sì, il tennis è già stato, a dire la verità, un veicolo, perché se guardate abbiamo anche il tennis in carrozzina che praticamente ha avuto un grande successo. Ci sono parecchi giocatori di tennis in carrozzina che stiamo facendo dei tornei anche ad alto livello, per cui il tennis effettivamente è anche uno sport che aiuta sicuramente la gente a usare la testa, e questo va bene proprio per chi ha delle problematiche di un certo tipo. I ragazzi vengono qui, imparano a giocare a tennis, ma soprattutto imparano a stare insieme, che non è così scontato, soprattutto per i ragazzi con la sindrome dello spettro autistico. Cerchiamo con Ippocampo appunto non solo di curare l'aspetto diciamo tecnico, ma soprattutto l'aspetto di relazione umana, sociale. La parola ippocampo è una parola polisemica, e uno di questi significati si rifà proprio all'araldica civica, e quindi è un nostro impegno cercare di dare a questi ragazzi un ambiente sociale che sia loro favorevole e che li accolga nel migliore dei modi. I prossimi obiettivi sono quelli di spaziare con altre discipline, perché questo è solo un primo step con i fedelissimi diciamo legati alla disciplina del tennis, ma ci auguriamo che altri circoli, altre associazioni sportive vogliano fare un percorso con noi, e noi siamo assolutamente disponibili a mettere le nostre conoscenze al loro servizio, al servizio dei maestri, in modo che possano e degli allenatori, in modo che possano accogliere questi ragazzi davvero nel migliore dei modi. Alice, chi volesse sostenere e aiutare Ippocampo in queste iniziative, come può fare? Ci potete trovare su Facebook, Ippocampo APS Verona, e potete donarci il vostro supporto sia anche in termini di tempo, perché abbiamo bisogno anche di forza lavoro, altrimenti a partire da subito potete donare e trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook. In più, a partire dal 2023 saremo anche in grado, dopo l'iscrizione al RUNZ, di accogliere anche il 5 per 1000. Quindi potrete donare il vostro 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Ippocampo APS. Torniamo, professore, a parlarne tra poco di autismo e attività sportiva. Ci prendiamo però solo una piccola pausa. Restate con noi, tra poco la seconda parte di All In Sport. Ben ritrovati, seconda parte di All In Sport. Continuiamo a parlare di inclusione, in questo caso parlando di sport e autismo, però vorrei tornare da Max. Ti avevo dato l'assist prima per parlare di questo compagno di squadra straordinario, 3 volte vincitore del Giro d'Italia di handbike, un grandissimo esempio, Andrea Conti. Sì, Andrea Conti purtroppo ha perso la vita lo scorso anno proprio sulla strada e proprio sulla sua handbike. Era veramente un esempio dei nostri testimonial che portano appunto il messaggio nelle scuole. I ragazzi lo seguivano ammirati, perché Andrea, io lo definivo sempre un fuoriclasse nella vita e un fuoriclasse nello sport. Dico, faccio fatica a parlarne e mi emoziono sempre, perché Andrea per noi era veramente un motore dell'associazione, un motore che veniva assolutamente seguito dai ragazzi, perché il suo messaggio, la forza con cui dava il suo messaggio, un ragazzo che a 18 anni corre, fa le gare podistiche, il suo massimo ispiratore era l'allora Gelindo Bordin,
e aveva anche probabilmente un futuro dal punto di vista sportivo, e poi tutto a un tratto una macchina gli invade la corsia, lui cade col motorino e rimane in carrozzina a vita. Però tutto questo non l'ha fermato, tant'è che, come detto poc'anzi, ha vinto 3 Giri d'Italia, lui era sempre assolutamente con la sua handbike operativo, e in più il messaggio, la forza con cui dava il messaggio, poesie, canzoni, cioè era proprio un trascinatore puro, faceva parte del direttivo dell'associazione, quindi per noi è stata veramente una perdita enorme, insomma enorme. Ma per noi l'associazione e per tutta la comunità, la cittadinanza veronese, tutti, perché insomma tutti lo amavano Andrea, e quindi voglio ricordarlo veramente di cuore per tutto quello che ha fatto, e ricordare poi anche la sua famiglia, insomma, che con lui ha sempre assistito all'associazione, insomma. Grazie per averci portato questo ricordo, e grazie ad Andrea perché continua a lasciare una bellissima eredità, e ci piacerà sempre ricordarlo in tutte le occasioni possibili. Professore, torniamo al tema autismo e sport, no? Abbiamo visto quanto sia importante, quanto tanto di più ci siano nei vari gradi di autismo di cui ci parlava, insomma stiamo imparando a conoscerli, e lo sport in questo senso può essere strumento di inclusione che riguarda sia i ragazzi che si trovano nello spettro dell'autismo, sia anche le persone che imparano a relazionarsi con ragazzi di questo tipo, no? Sì, certo, ha proprio ragione, perché ci sono i due aspetti, sia diciamo lo stimolo per la persona con autismo ad andare avanti, ma dall'altra parte anche per le persone così chiamate neurotipiche, che nel confronto con la persona autistica vengono ad imparare, fra virgolette, che la vita è preziosa e che diciamo anche in quelle condizioni in cui c'è la fragilità, il confronto con la fragilità rende quasi più, approfondisce quello che è l'aspetto del sentimento e della partecipazione e della condivisione, per cui indirettamente aiuta anche le persone neurotipiche. Intanto ci spiega meglio cosa vuol dire neurotipiche, perché se impariamo anche a usare meglio il linguaggio, no? Sì, cioè è importante, l'abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre puntate di All in Sport, che il linguaggio crea la realtà, crea il pensiero, crea cultura, e diciamo che a volte il politically correct ci mette un po' i bastoni tra le ruote, no? Nel senso che a volte bisogna chiamare le cose con il loro nome, però impariamo volentieri anche delle nuove terminologie. Sì, il disturbo dello spettro autistico viene, diciamo, fatto risalire a un disturbo di natura neurofunzionale, quindi neurobiologico sostanzialmente, e quindi non si usa più il termine handicappato o normale. Si preferisce appunto oggi, giustamente, suddividere le persone che hanno una neuroatipicità rispetto a quelle invece che hanno una neurotipicità. Bene, grazie, perché abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Max, tornando invece appunto anche a quello che è stato l'esempio di Andrea, no? Perché chiaramente voi il lavoro che fate è di educazione, di prevenzione, e quello che sconvolge tanto i ragazzi è sicuramente appunto un decesso, che però è il grado più grave. E l'infortunio grave, l'infortunio a tempo indeterminato è qualcos'altro di ulteriormente sconvolgente. In questo senso, qual è la tua esperienza? Qual è stato il percorso anche che avete fatto come associazione? Quali sono le istanze che vi arrivano anche dai ragazzi? Sì, i danni permanenti sono quelli che alla fine, cioè, si pensa di più spesso, no, al deceduto, ai decessi, e non si pensa tanto invece che appunto a seguito di incidente stradale ci possono essere invece delle gravi inabilità, insomma, che ad esempio, come è stato per Andrea Conti, ma tutti gli atleti del GSC Giambenini, che collabora sempre con la nostra associazione, sono rimasti in carrozzina a seguito appunto di un incidente stradale. E quindi per loro il racconto da parte loro di doversi rivedere totalmente nella loro vita, cioè banalmente mi ricordo, insomma, anche Andrea raccontava
che per vestirsi, dopo che aveva fatto l'incidente eccetera, se una volta ci metteva 5-10 minuti, e dopo pian piano è migliorata la situazione, però all'inizio ci metteva anche un paio d'ore solo per vestirsi, cioè voglio dire, cambia totalmente il tuo modo di vivere, il tuo modo, e lì l'importante di queste persone qua è il ricrearsi un mondo, ricrearsi una situazione. Infatti Andrea proprio su questo è stato fenomenale, perché insomma lui è riuscito poi anche a sposarsi, ad avere una figlia che era il suo grandissimo orgoglio, il suo grandissimo amore, e quindi si è ricreato tutta una vita, appunto, quando si parla di resilienza, cioè quel qualcosa che ti succede di veramente brutto, che tu riesci a realizzare, a modificare e far sì che diventi un qualcosa di positivo per gli altri, ed è anche il motore che porta i nostri testimonial, gli altri testimonial fondamentali, che sono i genitori di ragazzi invece che hanno perso la vita sulla strada, che vengono con grandissima forza a raccontare la loro esperienza, dicendo proprio ai ragazzi: fate attenzione perché le conseguenze sono queste, è bello divertirsi, è bello stare insieme, fare feste eccetera, però poi quando si va sulla strada, la strada non bisogna prenderla sotto gamba, la strada ha delle insidie, banalmente il colpo di sonno, non ci pensiamo mai, siamo sul divano che guardiamo la televisione e di punto in bianco ci addormentiamo. Se invece di essere sul divano fossimo alla guida della nostra macchina, ti trovi fuori strada e magari ci rimetti la vita, cosa che purtroppo succede, è successo spesso, perché magari si va a sottovalutare proprio tanti aspetti. Quando si è sulla strada bisogna avere 1000 attenzioni e questo ce lo insegnano loro, insomma, chi più di loro, che poi sono rimasti vittime veramente di questa disattenzione, di questo fatto che li ha portati ad essere così, insomma. Però tanto di cappello, e alla fine, finito l'incontro, i ragazzi che vengono lì e vogliono abbracciare i nostri testimonial, ringraziarli eccetera, noi soccorritori, noi dei Vigili del Fuoco, del 118, della polizia, che andiamo a raccontare invece il punto di vista del soccorritore, diciamo, alla fine dell'incontro, non dico ci sentiamo in più, però molto serenamente e tranquillamente guardiamo ammirati questi ragazzi che vanno ad abbracciare i genitori e vanno ad abbracciare questi ragazzi, assolutamente, veramente cose che ti porti a casa e che ti fanno stare tanto bene, e come diceva prima il professore, ti fanno capire l'importanza della vita, insomma, perché tante volte viene così dato per scontato che siamo qui, tutto ci è regalato, invece nulla ci è regalato, insomma, assolutamente. Noi siamo arrivati quasi in chiusura di questo nostro appuntamento, c'è ancora il tempo però per andare a fare un'ultima escursione sul territorio con Alberto Crestani. Partirei da questa ultima tua esperienza Tokyo 2020, un'avventura importante, un argento importante. Che Olimpiade è stata? Tokyo è stata la mia 11ª Paralimpiade, dunque una Paralimpiade che ho voluto, che ho lottato per avere, anche perché il periodo non è stato semplice, è stato post-Covid, anzi durante Covid, ed è stata molto particolare perché è stata un'Olimpiade a porte chiuse, è totalmente differente da quello a cui ero abituata, dunque per me è stata brillante ma anche opaca. Brillante perché comunque ho vinto un bellissimo argento, la mia 14ª medaglia, la mia 3ª disciplina, e dunque è stata un'esplosione di gioia, però opaca nel senso che a porte chiuse è mancato tutto quello che è poi un'Olimpiade, perché l'Olimpiade non è solo la competizione e il risultato, ma è tutto l'insieme, il pubblico, gli altri atleti, la convivialità, lo stare in compagnia, ma comunque è sempre una bella Olimpiade perché i Giochi Olimpici sono sempre una grande emozione e il risultato di un percorso, e dunque dai, un'esperienza da mettere nel cassetto insieme alle altre. Se Tokyo è stata l'Olimpiade quella un po' più a toni sommessi, qual è quella
che ricordi con maggiore emozione? Sicuramente una che ricordo in particolar modo è stata Vancouver, perché Vancouver, non perché poi alla fine ho vinto, ma perché era la scommessa vinta. Avevo dall'atletica leggera, ero passata allo sci di fondo con Torino, ma a Torino ero restata, avevo iniziato da poco. E quando sono arrivata a Vancouver, alla cerimonia d'apertura, ricordo di aver avuto dei brividi che mi percorrevano la schiena, che non capivo cos'era, e poi alla fine ho capito cos'era, era la mia Paralimpiade. Dunque Vancouver, sì. Poi ho vinto la medaglia d'oro nel giorno del mio secondo compleanno, il giorno del mio incidente, dell'anniversario del mio incidente, insomma tanti segnali, no? E allora Vancouver mi è rimasta veramente nel cuore. Questo libro che hai scritto è una raccolta di memorie, di aneddoti, di pensieri legati allo sport ma anche alla tua vita. Com'è nata questa idea? Ma questo libro è un insieme di tante cose. Raccontiamo, sì, è vero, la mia vita sportiva, ma anche lo sport paralimpico, lo sport paralimpico, il cambiamento di un'Italia, perché io nasco negli anni 70, dunque racconto l'Italia degli anni 70 e racconto l'Italia dei giorni d'oggi, come siamo cambiati. E dunque c'è tanto in questo libro. Questa idea è nata perché la gente vuol sapere di me, e allora ho pensato che fosse il caso di metterlo nero su bianco e raccontare. E mi piacerebbe che da questo libro le persone che lo leggono possano trarre qualcosina che migliori anche di una virgola la loro vita, con un'ispirazione, qualsiasi cosa. L'importante è che porti qualcosa di positivo nelle vite delle persone. Quanto è cambiata l'Italia nell'atteggiamento e nell'attenzione nel mondo dello sport paralimpico? Siamo cambiati tanto, ma è cambiata la mentalità della gente, e penso che la mentalità della gente sia cambiata grazie anche allo sport paralimpico, grazie alle televisioni che ci hanno mostrato e alla maniera con cui ci hanno mostrato. Inizialmente si parlava con parole di pietismo, e abbiamo subito degli anni in cui venivano dette delle cose che ci facevano veramente male, ci laceravano, però chi dura la vince. Abbiamo continuato a mostrare la nostra professionalità, le nostre prestazioni, e la gente ha capito, e adesso veniamo raccontati per bene, e dunque come veniamo raccontati veniamo anche intesi. Dovremmo essere ancora più mostrati, raccontati, e dovremmo avere un po' più di sostegno. Noi dovremmo avere dei centri in ogni paese, in modo che qualsiasi ragazzino, persona che acquisisca una disabilità o abbia una disabilità possa iniziare tranquillamente a fare sport. Non deve per forza diventare un campione, assolutamente, però deve avere la possibilità di fare attività sportiva. E anzi, io ho detto centro paralimpico, io vorrei che fossero centri non paralimpici, fossero dei centri aperti a tutti, nel senso il centro sportivo che possa dare la possibilità alla persona con disabilità e non di fare attività insieme. Ecco, possiamo crescere solo se faremo comunità. Non faremo più distinzione, ma inizieremo a fare attività insieme. Così potremo crescere e cambiamo la mentalità già dai bambini, e poi da adulti sarà tutta un'altra cosa. Rieccoci in studio, giusto il tempo per salutare i nostri ospiti. Io ringrazio tantissimo per essere stati con noi il professor Leonardo Zoccante, responsabile del Centro Regionale per l'Autismo, e Massimiliano Macolan, presidente di Verona Strada Sicura. Saluto e ringrazio voi. Questo è il nostro ultimo appuntamento per questo mese. Vi lascio naturalmente ad una bellissima estate, facendo attenzione sulle strade, tanto di più. E naturalmente con All In Sport ci rivediamo a settembre.